Eccoci qua insieme. Allora, Assunta Motta, entriamo un po' nello specifico dei, si chiama missioni, cioè degli stanziamenti in capo a determinate voci che sono strategiche. La prima che qua vedo è la digitalizzazione della salute. Sì. Allora, la prima missione prevede che ci siano dei finanziamenti per la digitalizzazione nell'ambito della sanità. Ora, la pandemia ha messo in crisi forte il sistema sanitario che ha dimostrato tutte le sue debolezze, tutte le sue carenze. In un momento in cui era necessario avere una sanità forte, una sanità che rispondesse ai bisogni di assistenza. In realtà questo non è successo, ci siamo resi conto che il sistema sanitario già vacillava in maniera abbastanza evidente e con la pandemia c'è stato proprio un emergere di situazioni di gravi difficoltà, non in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale. Le difficoltà sono emerse in maniera abbastanza disomogenea, ma complessivamente ci si è resi conto che gli investimenti fatti negli ultimi 10 anni nell'ambito della sanità non sono stati rispondenti ai bisogni. Ci siamo resi conto che è necessario riformare la sanità in maniera abbastanza strutturale, e in Italia l'investimento sulla sanità previsto dal PNRR è l'unico Stato che sta investendo per rimettere in gioco quella che è la sanità pubblica in particolare, ma la sanità in generale. E la digitalizzazione che si diceva è un primo passo per poter avviare una riorganizzazione proprio nell'ambito della sanità anche attraverso la rete informatica e quindi con l'utilizzo della telemedicina, del telereferto e quindi proprio per cablare quello che è tutto l'impianto della sanità nell'ambito del territorio nazionale. Sempre rimanendo un po' nell'ambito della sanità con le missioni, purché naturalmente l'auspicio è, immagino anche da parte degli anziani, di rendere tutto più in rete, in modo che i referti non sia necessario portarli fisicamente da una parte all'altra, ma siano delle banche dati accessibili, ma non si renda più complicata la vita al cittadino, perché abbiamo avuto tanti di quei reclami. L'obiettivo è proprio andare incontro ai bisogni dei cittadini, soprattutto delle persone più fragili, delle persone più vulnerabili e di coloro che hanno difficoltà nello spostamento da una struttura ad un'altra. E quindi l'utilizzo della telemedicina, dei fascicoli elettronici e di tutte le strumentazioni che sono a disposizione della tecnologia possono alleviare i bisogni di assistenza e di necessità rispetto alle situazioni che si sono evidenziate. Allora leggo qui, lo leggo perché magari non si riesce a leggere bene magari da casa. Investimento 1, l'istituzione di case della comunità come perno delle prestazioni sul territorio in ambito sociosanitario, ovvero questo potrebbe essere una cosa nuova. Allora, il ripensamento della sanità prevede una maggior realizzazione di strutture che non afferiscano tutte all'ospedale come noi oggi lo consideriamo. Ci siamo resi conto che nella pandemia le difficoltà delle persone per paura, per bisogno di assistenza e per carenza di medicina territoriale hanno intasato i pronti soccorsi, che erano la medicina di immediata risposta rispetto al bisogno del cittadino, e questo non è stato oggetto di situazioni chiare da parte dei cittadini, ma di difficoltà di gestione da parte della sanità, per cui questo nuovo impianto prevede una maggiore sanità territoriale in modo da poter rispondere in maniera più efficace, più efficiente e più immediata ai cittadini che potranno recarsi in queste strutture. Sono previste le case della salute, che sono appunto delle realtà locali molto vicine ai cittadini,
nelle quali il cittadino potrà recarsi per i primi bisogni di assistenza, non ovviamente per le situazioni gravi di intervento, ma per assistenza momentanea. Qui dice l'investimento 2, procedo abbastanza, sì, perché ce ne sono. La casa come primo luogo di cura e l'assistenza domiciliare al fine di migliorare le prestazioni offerte in particolare alle persone vulnerabili e disabili, anche attraverso il ricorso a nuove tecnologie. Questo potrebbe essere molto interessante, però lo vedo molto difficile da attuare, facendo a fronte di anni che ci vorrebbero per preparare nuove figure professionali di medici o infermieri preparati, perché non ne abbiamo, e le proiezioni sono di almeno 6-7 anni per farli uscire. Quindi noi come facciamo a fare una medicina addirittura domiciliare quando manco abbiamo i medici di base disponibili per tutti? Beh, cioè, è vero che non è una realizzazione semplice, i tempi di realizzazione vanno da oggi al 2023-2026, quindi questo è l'impianto della nuova sanità territoriale. È chiaro che in un contesto del genere bisogna rivedere anche quelli che sono i criteri di accesso nella sanità. Quindi la riforma universitaria, sia per quanto riguarda i medici che per quanto riguarda gli infermieri, sia per quello che è le modalità di effettuazione dell'attività proprio in virtù della vicinanza all'utente, all'assistito. Quindi l'assistenza domiciliare dovrebbe essere sviluppata in maniera molto tempestiva e in modo che il cittadino non abbia necessità di ricovero, ma possa avere un'assistenza domiciliare controllata e reale e seria. Oggi purtroppo non è così. Non è così, ci siamo resi conto di quelle che sono le difficoltà. Leggo dei messaggi un attimo solo che sono arrivati, che sennò allora leggiamo l'ultimo messaggio arrivato, poi quello precedente che non ho fatto in tempo. Allora, il buon Draghi, uomo del sistema bancario, sa cosa si deve fare per rilanciare un'economia. Diamogli fiducia e vedrete che ne usciremo bene. Il messaggio precedente che era arrivato invece, vediamolo qua. Come dite, tutti stanno pagando lo scotto della pandemia, ma scusate, credo che gli anziani e come loro tutti i dipendenti pubblici sono stati tutelati. Io penserei di più alle aziende, e qui forse qualcuno che è in cassa integrazione rischia di perdere il posto di lavoro. E qui interpello a rispondere alla CGIL, sì, perché sapete che ci sono tanti che sono... Certo, purtroppo nessuno mai si sarebbe aspettato di dover affrontare temi come quelli che abbiamo affrontato in questo periodo. È chiaro che il momento è un momento difficile, un momento che non abbiamo avuto modo di affrontarlo in maniera tanto dettagliata, non solo noi in Italia ma un po' in tutto il contesto mondiale, per cui è vero, i problemi che sono stati rappresentati hanno visto tutele diverse e agevolazioni diverse rispetto alle categorie di appartenenza. Oggi abbiamo una consapevolezza diversa e una modalità diversa per poter affrontare questi problemi. Ma sostanzialmente... Permettimi, se è possibile, solo una battuta a integrazione. Cioè, gli anziani sono quelli che sono stati più tutelati. Insomma, le persone anziane sono quelle che hanno pagato in maniera drammatica. In termini di salute, sì. In termini di salute, in termini di assistenza, in termini di difficoltà e di vicinanza rispetto alle problematiche. Ma io credo che il riferimento al messaggio sia relativo al fatto che purtroppo ci sono tantissime categorie di lavoratori che non hanno potuto lavorare, che non hanno chiuso l'attività e che adesso hanno il timore di perdere il posto di lavoro e sono in cassa integrazione. Ci sono arrivate tantissime mail che lamentano hanno questa paura enorme per cui rischiano il posto di lavoro, soprattutto di grandi aziende. E quindi credo che l'appello sia sostanzialmente a livelli economici molto pragmatico, immagino. Allora, missione sulla salute, questo è molto importante, restando sempre in quest'ambito qui. Quindi la slide ancora successiva
complessiva, ambito di intervento, aggiornamento tecnologico e digitale, l'avevamo detto, ma poi tutta la parte di ammodernamento tecnologico, la ricerca scientifica, il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica, gli strumenti per la raccolta dati, insomma sviluppa bene quello di cui aveva parlato prima, questa parte qui. Certo, è più nel dettaglio. Rientra proprio più nel dettaglio questa cosa qui, fa capire che se ci fosse questo passaggio forse semplificherebbe molto l'attività anche medica, sanitaria, di anamnesi e di valutazione dei dati. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. L'altra di cui dovremo parlare sarà le infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore, quindi è la missione 5 sulla coesione sociale. Sì, certo. Allora, ne abbiamo accennato, andiamo in pubblicità rapidissimi, poi torniamo insieme.